un giro di opinioni. Io ieri ho seguito una trasmissione televisiva alla quale ha partecipato l'onorevole Luca Bellotti del PDL, no? E ha detto che nel Veronese, partiamo dal presupposto che Luca Bellotti è di Rovigo, nel Veronese non si possono, testuali parole, non si possono mettere le mani nell'offerta ospedaliera, perché in questo territorio ci sono molti politici veneti importanti. Allora la mia domanda è questa: nel resto del Veneto i politici veneti contano meno di quelli veronesi, oppure anche qui torniamo a una questione politica e sappiamo bene chi è che comanda a Verona? Lega. Basta, questa è solo una sua espressione, può darsi sia una sua espressione personale. Penso che qualsiasi... Giornata, se vuoi te lo spiego io la questione non serve no, che lo spieghi, perché è inutile che continuiamo a fare queste cerimonie, conferenze stampa, questi intenti di raccolta firme di ipocrisia. A Verona comanda la moglie del sindaco Tosi, che è in segreteria della sanità in Regione Veneto. Allora, questa è la spiegazione vera, è giusto che la gente lo sappia, perché sennò ci giriamo intorno, ci meniamo il bastone, capito? Questo non è un fatto sanitario, è un fatto politico di casta partitico della Lega. Punto. E basta. Diciamo le cose. Io invece penso che un assessore regionale o chi per esso deve sempre pensare per il bene della sua regione. Non potrò mai pensare che uno pensi solo per il suo territorio, altrimenti ritorniamo ai feudi. I fatti sono così, e i nostri deputati dove sono? Sono venuti a una partita di calcio perché sembrava non è detto che perché cambiassero la legge. Non è detto perché noi a Portogruaro non siamo del governo centrale, non dobbiamo ottenere niente col vostro ragionamento. Invece, se la democrazia è democrazia, se abbiamo diritto, ce lo diamo. È un buonista, accetta di essere preso e andiamo avanti. Non facciamo dialoghi, il consigliere Rodriguez ha espresso mi dispiace che il consigliere Rodriguez abbia sminuito questo. Grazie per essere venuto a questa perdita di tempo. Però non ci credo, Ha ragione lui. Non ci credo. Non abbiamo perso tempo. Perché Abbiamo fatto con il cuore e con la mente. Credo all'iniziativa dei capigruppo e ben venga. Non credo che questa iniziativa porterà dei risultati, che è ben diverso, perché sono state raccolte 20.000 firme per Otorino, non si è combinato niente perché è rimasta immutata la cosa. Per fortuna il dottor Stocco, che io conosco sfortunatamente molto bene personalmente, è un farmaco in scadenza, speriamo che scada presto, che arrivi presto. Dicembre che lo mandano fuori dalle palle perché non hanno fatto niente, ha recuperato 1 milione, abbiamo un disavanzo di 10 milioni di euro. Il sindaco Bertoncello queste cose le sa, se non si dicono, io in consiglio comunale queste cose le dico, così sono chiare, così parliamo chiaramente al popolo, visto che lei o la collega Moretto ha detto giustamente, abbiamo cercato di fare sintesi, di semplificare il testo per la raccolta delle firme. È giusto che la gente una volta per tutte cominci a sapere, a conoscere come va la sanità. Scusa, il soft ci rovina. Il sindaco, diciamo la verità, il Bertoncello, che può essere criticato o altro, Bertoncello è l'unico che si è battuto e si batte per l'ospedale, anche se qualche assessore si dimentica di andare a certe conferenze, del Veneto Unità, ed è una cosa malsana, primo. Secondo, diciamo che certi sindaci del portoghese votano contro l'ospedale di Portogallo. Diciamolo, sappiatelo. I nomi si sanno rapidamente, basta vedere dove va il PDL e la Lega. Sono contro i portoghesi. Non solo, non stia a fare per cortesia, perché allora anche Moro non è né del PDL né della Lega. Io dico che tanti sindaci dai Moro, adesso la finisca perché insomma basta, no? Ma che basta, cosa basta? Solo che lei. No, ma neanche solo lei, soprattutto deve dire la verità quando parla. Il sindaco Moro non è né del PDL né della Lega, chiaro? E ha votato per l'ospedale
ospedale unico e poi è venuto anche a manifestare facendo il furbo a Pozzo se è per quello, perché allora o finiamo in maniera discreta o se no lasciamo perdere. Eravamo, scusate per piacere, per cortesia, a me non va proprio. Per cortesia, siamo partiti con un'intenzione unitaria e non vorrei che scendessimo a dirci delle cose che poi sono sgradevoli. Allora, chissà che non è andato a una riunione importantissima. sì, ma non è questo, stiamo guardando al futuro. E ora di finirla con le belle paroline, soft, tranquilli, avanti. Bisogna urlare. Bene, lei due battute. Io non credo che tra la maggioranza e l'opposizione ci sia un atteggiamento soft, scusate, anzi basta andare sul sito di Zanetti per la domanda che ha fatto, si trova già da ieri sera le risposte, dico bene Zanetti, sia mie, quelle di Mascarini e quelle di altri. Quindi non è che siamo talmente soft. C'è un tema però, che le forze politiche hanno un obbligo in questa situazione contingente di crisi e di difficoltà, di fare in modo che la qualità del servizio verso i cittadini non sia penalizzata rispetto alle necessarie riorganizzazioni che ci devono essere. Tutto lì, ci riusciamo, non ci riusciamo, abbiamo la forza, sappiamo quanto pesiamo nei confronti della Regione, sappiamo quanto pesiamo nei confronti di San Donato, però noi ci vogliamo mettere in campo. Poi si può vincere, forse totalmente o anche marginalmente. Sappiamo quali sono le regole della politica e le regole dei partiti. Se abbiamo su due questioni, io tengo a ribadire anche i giornalisti, su due questioni, perché sappiamo tutte le filiere, chi sono i senatori, chi sono i deputati, chi sono gli assessori, eccetera. Però su due questioni in questo territorio non può rinunciare, che sono secondo me tra le più significative. Uno è l'ospedale e l'altro è il tribunale. Su queste due questioni che riguardano uno il sociale e l'altro la giustizia e la sicurezza, io credo che il Consiglio Comunale non possa prendersi il lusso di sbagliare. Dopodiché, sulla stampa, ognuno di voi può trarre tutte le conclusioni, può intervistare qualsiasi, perché noi non stiamo parlando di RSA, non stiamo parlando di polo ospedaliero, non stiamo parlando ancora di come verranno articolati i servizi, noi stiamo parlando di qualità e di plesso ospedaliero che deve dare garanzie ai nostri cittadini in un'area marginale rispetto alla centralità di Venezia, confinante col Friuli e, come vi diceva prima, con un periodo molto delicato che è quello turistico, che ha bisogno di dare risposte, punto. Poi state tranquilli che forse, salvaguardato questo, sulle modalità di organizzazione è probabile che anzi sono sicuro che non avremo le stesse idee, lo abbiamo già dimostrato, ma almeno sulla salvaguardia, se ci riusciamo, di mantenere, non tutto, perché non vogliamo tutto, vogliamo mantenere l'ospedale di rete che garantisca la salute ai cittadini. Dopodiché, perché prima ho parlato di newsletter e di informare tutti? Io oggi non ho posto un problema di 3 pagine di una lettera che parlerò in un'altra occasione in capigruppo come ho già fatto nel passato. Io voglio consegnare tutte le cose che mi arrivano e a questo gruppo di lavoro voglio mettere in condizioni cosa può produrre un risultato piuttosto che un altro. Dopo le battaglie politiche le faremo sicuramente, anzi sempre più accese su alcune questioni, ma sulla salute e sulla RSA e sulla giustizia e sulla sicurezza, io credo che non dobbiamo dividerci, ma non perché vogliamo fare una battaglia per vincere, ma perché siamo convinti che questo territorio sulla sicurezza e sulla sanità e sul sociale non possa sbagliare, perché abbiamo gli abitanti sufficienti, perché abbiamo altre cose. Poi se lo chiede a Mascarini cosa ha detto i trevigiani rispetto all'organizzazione ospedaliera e al costo sanitario pro capite e il ruolo di Verona, lo sappiamo tutti. Non è questo il problema. Noi adesso vogliamo solamente spingere l'amministrazione regionale a fare un lavoro di riorganizzazione che non sia sbilanciato, che risponda alla qualità dei servizi e che sia una presenza del territorio come
ce lo dirà loro e noi daremo il nostro contributo, per fare in modo che non ci siano, voglio dire, carenze su settori importantissimi della società. Questo è quello che non è buonismo questo, perché vi garantisco che appena ieri io ho fatto una dichiarazione, tra l'altro spinta da collega vostro Padovese, ripresa in tempo reale da Zanetta, più o meno, rilanciata dopo 3 secondi, voglio dire, da Mascarini e non so chi, ha avuto anche una mia risposta, punto. Poi mi sono fermato, non sono andato più avanti, perché ormai la gente aveva già capito di che cosa si trattava, dico bene? Quindi chiuso lì, quello non rinunciamo a quello, lo facciamo in un altro luogo, in un'altra sede, quando sarà necessario. Sì, ma secondo me la questione, sono d'accordo con quello che lei ha detto, però i cittadini devono capire che qua in Veneto, stando i fatti, ci sono cittadini di serie B e cittadini di serie A, perché lo diremo assieme. Nel Veronese, che è una zona di confine, e sono come noi, non sono vicino, scusa un attimo, sono come noi, sono zona di confine. E quindi la gente deve capire che non si possono essere queste disuguaglianze. No, scusa un attimo. Facciamo politica, perché non ci interessa in questo momento fare politica. Ti spiego il perché. Perché la dottoressa Franceschini, che è anche Presidente del Consiglio ed è dentro al centro della salute del malato, chiaro, quindi anche parte in causa, prima di iniziare la conferenza stampa ci siamo detti in Camera Caritatis, è anche vero, io questo l'ho sempre ribadito, che non si è mai letto, mai, neanche in 2 righe di giornale, mai in questi anni, che l'ospedale di Portuguaro sparisce. Mai, l'abbiamo detto prima di iniziare il movimento, quindi il problema non è quello. Te lo porto io la copia. No, non c'è mai, nessuno ha mai dichiarato che l'ospedale di Portuguaro sparisce, mai. Tu lo dici. Caro mio. Io prendo nota tutti i giorni E allora la porti, dopo ne ragioniamo. Bene, boh. Sì, volevo solo dire una cosa, dopo chiudo, finiamo. A Bussolengo, Verona, la regione stanzia 434 milioni di euro a fronte di 270.000 abitanti, nel Veneto orientale siamo 220.000, solo 329 milioni di euro. Che la gente lo sappia, dopo decida chi votare, ma che la gente lo sappia. Adesso la gente lo sa, lo sa. lo sappiamo tutti, è stato anche ripreso, per cui vi ringrazio.